Presentata ieri presso la sede dell'Atifar Federfarma di Agrigento per il secondo anno consecutivo, la campagna contro la violenza di genere promossa dal Soroptimist International Club, che si batte per la tutela delle donne e la parità dei diritti, in collaborazione con l'associazione Federfarma. Le farmacie esporranno una locandina realizzata dal club e pubblicizzeranno le app antiviolenza scaricabili sul sito del Soroptimist. E già l'anno scorso venne presentata l'app, un'applicazione per smartphone che contiene in sé tutti i centri antiviolenza e contiene anche tutte le norme che riguardano lo stalking e la violenza sulle donne. Quindi è un'app di aiuto. Oggi noi completiamo il progetto iniziato lo scorso anno consegnando queste locandine. Le locandine verranno affisse in tutte le farmacie della provincia di Agrigento e noi speriamo possano essere di aiuto e di conforto per le donne che ne avranno purtroppo di bisogno. Il Soroptimist è molto sensibile a questa tematica, è uno dei progetti che possiamo dire è costante all'interno dei vari bienni che si sono succeduti e noi l'abbiamo abbracciato con gioia. Ecco perché siamo oggi veramente molto felici, tutte noi socie, di poter fare questa consegna. Ma il ruolo della farmacia non si limita solo all'esposizione della locandina, come ci dichiara il presidente dottor Claudio Miceli della Federfarma. Noi non ci limitiamo solo ad affiggere le locandine, ben inteso la locandina sarà messa in modo ben visibile. La farmacia è il supporto, devo dire, per tanti servizi. Uno di questi servizi è proprio questo, cioè a dire noi abbiamo il contatto diretto con l'assistito, siamo l'interfaccia dell'agente rispetto al sistema sanitario nazionale e quindi anche per il rapporto di fidelizzazione che si viene a creare tra l'assistito e il farmacista, per il rapporto di amicizia, perché poi è sempre lo stesso giro, specialmente nei piccoli centri di clientela, ovviamente c'è anche la possibilità di come dire, ascoltare i bisogni della gente anche per quanto riguarda proprio il discorso violenza. Siamo un po' il confessore, devo dire, della gente e allo stesso tempo il conoscitore del farmaco e quindi possiamo dare giusto consiglio sia per quanto riguarda l'aspetto, come dire, professionale, prettamente farmaceutico, sia l'aspetto sociale.